Continuano gli incontri della Regione con gli agricoltori veneti per presentare le opportunità del piano di sviluppo rurale 2014-2020. Qui siamo a Castelfranco e non a caso all'interno dello storico Istituto Agrario Sartor per il terzo appuntamento di novembre per discutere sui nuovi bandi a sostegno dell'agricoltura per il ricambio generazionale, ma anche per la sostenibilità ambientale, le filiere agroalimentari, la diversificazione e i servizi di consulenza alle imprese. È solo una piccola parte del PSR che distribuisce nei territori le risorse economiche europee, statali e regionali del settore primario. Una programmazione di 7 anni, iniziata nel 2014 e che sta già dando i suoi frutti con esempi pratici raccontati dagli stessi protagonisti. Abbiamo preso un contributo per l'aiuto per trasformare l'azienda da solo zootecnica a produzione dei formaggi per fare i casificio. Per noi PSR è stato un 10 a Totocalcio, come dicevano una volta. Ci ha permesso di passare tutte le nostre aziende in benessere animale con l'apporto di un impianto fotovoltaico per la riduzione di corrente per autoconsumo e per risparmio energetico grazie anche a luce LED e motori di nuova generazione. Due esempi di come, grazie al PSR, le nostre aziende riescono non solo a rinnovarsi, ma ad essere competitive con i mercati. Un sostegno importante, considerando che copre in genere il 40% dell'investimento complessivo, in tempi celeri, visto che nelle 32.000 domande approvate già 450 milioni di euro sono stati liquidati. Una dinamicità veneta davvero unica in Italia. Questa è possibile grazie anche all'organizzazione che la Regione Veneto ha da un po' di anni a questa parte. Proprio un'organizzazione che io la definisco sempre autonoma e federalista rispetto alle decisioni che vengono prese magari da altri enti anche superiori. Noi abbiamo una struttura regionale che è composta comunque da un dipartimento, quindi da una serie di persone strutturate che costruiscono i bandi. Poi abbiamo un sistema di trasmissione dei bandi veloce con AVEPA, la nostra agenzia dei Veneta dei pagamenti, e abbiamo poi tutta la serie appunto di raccolta delle domande. Velocemente noi riusciamo a dire chi entra, chi esce da queste graduatorie e pagare direttamente agli agricoltori e alle imprese questi finanziamenti, che sono finanziamenti comunitari, statali e regionali. Un piano che sarà operativo fino al 2020 e che ogni anno riserva opportunità alle nostre aziende agricole. Ecco perché la Regione con questi appuntamenti conta di coinvolgere il maggior numero di imprenditori per un sostegno importante alla nostra agricoltura. Ci si avvia alla fine di questo 2018 e per la Castellana i finanziamenti riguardano soprattutto l'acqua. Abbiamo mantenuto questo finale d'anno per appunto le misure dell'irriguo, in particolare per il suo risparmio dell'acqua, in tutti quei bandi di investimento proprio che saranno aperti entro Natale. Metteremo a disposizione delle imprese agricole i finanziamenti perché esse comunque dotino di migliori strumenti della distribuzione dell'acqua, quella che noi definiamo l'agricoltura di precisione. E per chi pensa che partecipare ai bandi del PSR sia burocraticamente impossibile, la risposta arriva dall'esperienza. Le persone che si lamentano devono anche capire che se qualcuno deve darti dei soldi a fondo perduto, la burocrazia deve esserci, e secondo me io ne ho fatti 2, quindi la burocrazia c'è, ma è giusto che ci sia.